Siamo in collegamento con Roberto Bello, titolare di Casa Caldato, un famoso ristorante nella frazione di Bigolino di Valdobbiadene. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di averci invitato. Con voi, con lei, signor Bello, parleremo della situazione dei ristoranti in questa emergenza coronavirus. Vi siete organizzati con le consegne a domicilio, ma assolutamente è un periodo molto difficile per tutti i ristoranti, le pizzerie italiane. Ecco, quanto si può andare avanti dal suo punto di vista così con questa organizzazione prima di creare un problema che sia veramente insuperabile? Diciamo che sì, come dicevi, la situazione è una situazione difficile, una situazione anche di paura se vogliamo, per noi ristoratori, così come per i vari commercianti, e sicuramente legata anche alle continue notizie che ci arrivano. Non è semplice e, come hai detto, fortunatamente gli italiani tendono a reinventarsi, quindi a sopravvivere anche a queste situazioni. Si spera tuttavia che si risolva tutto il prima possibile perché sostenere una situazione così non è semplice. Quindi spero che sicuramente nei prossimi mesi questo venga risolto e si possa tornare alla normalità e a vedere ancora i nostri tavoli pieni di persone, insomma, felici di poter venire a mangiare. E per quanto riguarda invece Casa Caldart, nello specifico, voi eravate già abituati alle consegne a domicilio o vi siete organizzati così da un momento all'altro? No, diciamo che è stata una novità per noi, è stata una sfida anche se vogliamo, perché come tutte le novità porta a delle sfide e a delle riorganizzazioni interne e quindi a reinventarsi. L'abbiamo fatto però volentieri perché ci teniamo, cioè, in questo periodo ho visto che più di tutte le persone hanno bisogno di sentirti vicino, hanno bisogno di un piccolo gesto, di sentire che ci sei, che sebbene siano costrette a stare in casa, possa esservi vicino in ogni caso. E questo gesto abbiamo voluto farlo anche per loro e siamo ripagati dai vari messaggi, dai vari feedback che ci tornano. E, e quindi sì, è stata una sfida, ma è stata vinta, devo dirlo. E ringrazio anche i nostri clienti che hanno avuto fiducia in noi. E in più, come avrei visto, abbiamo voluto per stare più vicini ancora ai nostri clienti. Ecco, raccontiamolo questo, perché oltre al servizio di consegna a domicilio c'è Sì. un'altra sorpresa che voi avete regalato ai clienti. Diciamo che proprio per questo, per quello che raccontavo prima, ovvero che una volta che tu entri in casa virtualmente, si intende, dei clienti con l'asporto, ricevi il calore dai clienti perché sono felici di sentirti vicino, come ti dicevo prima. E proprio per questo ho voluto fare un passo in più e ho voluto fargli sentire ancora di più la nostra presenza proponendogli dei video, infatti delle video ricette, infatti i miei cuochi una volta a settimana proporranno proprio queste ricette che entreranno attraverso i canali social nelle case delle persone per potergli fare compagnia, per poterli accompagnare con magari dei piatti che hanno assaggiato qua o per farli cimentare in qualcosa di nuovo. E qual è la prima E ricetta che avete proposto? La prima ricetta? le prime due ricette sono state legate un po' alla stagione, perché effettivamente è la stagione degli asparagi, ma visto le situazione non è stato possibile sfruttarli al massimo, quindi abbiamo deciso di fare due ricette con l'asparago. C'è stato un antipasto che era questa torretta croccante, incelatina di asparagi, pomodorini e scaglie di formaggio stravecchio di malga, e l'altra invece era un involtino di pollo con la casatella trevitana, gli asparagi e la pancetta croccante. Cercheremo di non pubblicare questo video né a ora di pranzo né a ora di cena, se no metteremo in difficoltà i nostri lettori. Ecco, e invece pensando al menù di Pasqua, anche lì vi siete organizzati. Allora, qual è il menù di Pasqua e di Pasquetta e potrà arrivare nelle case dei valdobbiadenesi? Sì, assolutamente. Infatti anche qui il consiglio che diamo alle persone è quello di affrontare questo momento nel migliore dei modi e di vivere almeno il giorno di Pasqua e di Pasquetta
maniera un po' diversa, quindi con più serenità, con più felicità. E cosa dà più felicità se non mangiare? E quindi proporrei innanzitutto dividere in questo modo queste 2 giornate a tutti. Possono farlo volendo sfruttando le nostre ricette oppure se preferiscono c'è la possibilità dell'asporto. Ecco allora che anche qui abbiamo creato 2 menù appositi completi, quindi con un pasto il primo e il secondo, e per finire naturalmente il dolce che non può mancare da portare direttamente a casa delle persone. Ci legga qualche piatto allora per curiosità, almeno un primo, un secondo, un dolce. Ma certo, allora anche qui come antipasto abbiamo proposto una crème tarte salata con una crema di parmigiano e asparagi, poi mi sposto su un fagottino con le erbette spontanee, che è un altro prodotto di stagione naturalmente, e un orzotto. E poi si conclude con il secondo. Sul secondo abbiamo voluto dare possibilità di scelta sul classico capretto, oppure per chi non ama il genere sul vitello. E poi terminare con un dolce. Lì si tuffa sul cioccolato con questa bavarese al cioccolato e salsa con via i lamponi. Ecco, questo menù si potrà ordinare solo a Valdobbiadene o anche nei comuni limitrofi? Ma noi in realtà abbiamo dato un raggio di 20 km Ok. per quanto riguarda le consegne, quindi abbiamo cercato quanto più possibile di dare il servizio a più persone possibile. Allora, con la speranza di venirla a trovare quanto prima, quando riapriranno tutti i ristoranti a Valdobbiadene, ma direi in tutta l'Italia, noi la salutiamo e la ringraziamo per questo collegamento in remoto. Ti ringrazio e vi aspetto anch'io il prima possibile, assolutamente.